Amici sportivi di Sport in Casa, rieccoci. Ieri ci eravamo lasciati sulla strada per Tokyo 2020, per le Olimpiadi. Questa sera allora continueremo questo cammino in compagnia chiaramente di Mattia Busato, che è il karateka per cui tutti noi facciamo il tifo. Buonasera e ben ritrovato Mattia. Buonasera a tutti. E insieme a Niki Mardegan, che è il presidente e direttore tecnico della Germinal Sport Target. Buonasera. Buonasera. Allora Niki, inizio subito con il chiederti una cosa. Conosci da tanti anni Mattia, come e quanto è cresciuto in questo periodo? Beh, Mattia lo conosciamo dal 2009-2010, è cresciuto tantissimo, fin da piccolo si vedeva che aveva del talento, vinceva. La svolta è stata nel 2012 quando vinse il campionato italiano assoluto e poi nel 2014 quando ancora con noi vinse l'europeo. La grande differenza successivamente l'ha fatta l'arruolamento nell'esercito. Dobbiamo ringraziare molto il gruppo sportivo e chi lo dirige, perché ha dato a Mattia la possibilità di diventare professionista e quindi di essere competitivo a livello mondiale. Mattia, l'Olimpiade, non siamo certo noi a scoprirlo, è il sogno di ogni atleta, di ogni grande sportivo. L'estate del 2020 però è ancora lontana. Quali sono le tappe di avvicinamento che ti porteranno a questa meravigliosa avventura? Guarda, se io faccio un passo indietro e osservo quella che è stata fino adesso la mia carriera, mi viene proprio da pensare al motivo per cui io ho continuato ad allenarmi e ad andare avanti alla grande. Era proprio questo, il sogno di andare alle Olimpiadi. Tieni conto che per qualificarci abbiamo iniziato un percorso di gare già da settembre dell'anno scorso, quindi già da un anno abbondante che iniziamo a far gare e ad acquistare punti per riuscire ad arrivare a qualificarci a queste Olimpiadi. Ovvio che è un percorso complicato, è un percorso che non è sempre positivo, ci sono degli alti e bassi, ci sono delle gare che vanno bene, delle gare che vanno male, però l'importante è quello di andare sempre e fare sempre il massimo e dopodiché alla fine chi la dura la vince, ecco. Beh, tu sai che ti accompagneremo in questo percorso di avvicinamento, vivremo con te in maniera diversa, da tifosi, le tue emozioni, facciamo il tifo per te e allora noi vi abbiamo presentato Mattia. Mattia sarà protagonista anche più avanti del nostro spazio. Intanto ringrazio sia Mattia che Niki della loro disponibilità e appuntamento alla settimana prossima con altre storie di sport, di emozioni e altri grandi racconti.